La pandemia non è più la prima emergenza, adesso è la crisi economica, tante famiglie in difficoltà anche in questo Natale 2022, Don Marco Lai. Sì, sicuramente le famiglie in difficoltà non mancano. La pandemia ancora morde, seppur in maniera minore. La congiuntura bellica in Europa sicuramente ha compromesso anche il sistema economico per tante famiglie che sono davvero in difficoltà. Sì, il nostro osservatorio vede sicuramente un implemento di oltre 1000 persone nei nostri centri di ascolto e vede anche un notevole implemento di persone che si sono rivolte al centro diocesano di assistenza. Anche in mensa devo dire che c'è un implemento seppur minimo di ospiti che vengono, sicuramente questo implemento è dato anche dalla presenza dei profughi ucraini che, come ben sappiamo, sono delle famiglie, donne di diversa età, spesso anche anziane, con i loro figli, nipoti. Ecco, questo è il vero implemento che in questo momento stiamo vivendo rispetto alla domanda di aiuto che riceviamo. Ecco, 1000 persone in più, un ritmo di 100 in più al mese al Centro Caritas di Via Po, aumento anche nella mensa di Viale Fregnazio, è questo il quadro? Il quadro è questo, non è un aumento numericamente rilevante alla mensa, però di sicuro. Certo, non possono essere 100 persone ogni mese per chissà quanto tempo. Abbiamo avuto l'implemento per alcuni mesi di 100 persone al mese, anche al centro diocesano di assistenza. Bisogna fare quindi qualcosa di più, tanto per il bisogno di sardi, quanto anche per, ha detto lei, gli ucraini arrivati in Sardegna. Credo che sia una bella testimonianza che la Sardegna sta dando, la nostra città di Cagliari, la nostra diocesi, la comunità sia davvero aperta all'accoglienza. E comunità intendo dire le parrocchie, intendo dire le famiglie che hanno accolto a casa propria, che stanno accogliendo. In questo momento sono oltre 300, ma abbiamo avuto anche punte di 400 ospiti ucraini presso le nostre famiglie, case messe a disposizione. Ecco, tutto questo mi spinge anche a dire, in occasione adesso del miracolo di Natale, che davvero la solidarietà è una risposta anche in tempi di crisi, è una risposta anche alla povertà. Perché prima ancora dei massimi sistemi economici o delle mega assistenze strutturate che sono importanti, è davvero necessario che le persona aiuta persona in un certo qual modo. E questa solidarietà mi pare che sia sviluppata. Questa è cultura della solidarietà, è cultura cristiana, è cultura di prossimità. Ecco, mi pare che il miracolo di Natale debba dire proprio questo messaggio, possiamo recuperare una dimensione umana, una dimensione anche di felicità nella misura in cui siamo in grado di renderci conto, superando ogni forma di indifferenza, chi ci sta a fianco, che magari ha difficoltà, magari il pianerottolo di casa oppure la persona che incontriamo. E allora ecco, questo è davvero il messaggio. Allora anche la scalinata di Bonaria, che quest'anno viene rilanciata, può essere un luogo dove imparare qualcosa.